Si è insediato Franco Miccichè, il nuovo sindaco di Agrigento riceve la fascia tricolore accompagnato dalla famiglia. Nuovo focolaio in RSA a Santa Margherita, lite tra assessore regionale Razza e commissione salute dell'Ars per l'audizione del CTS, attuale DPCM impone uno stop ai convegni. Coniugi di Campobello coltivano marijuana, motoscafo sequestrato con a bordo 700 kg di sigarette di contrabbando. Dal 1° settembre sono stato d'arresto in Libia, oggi Papa Francesco incontra i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Fascia tricolore per Franco Miccichè, che è ufficialmente il nuovo sindaco di Agrigento. Stamani il medico, visibilmente emozionato, è stato proclamato primo cittadino dall'ufficio elettorale centrale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Proclamato stamani il neosindaco di Agrigento, il dottor Franco Miccichè, la cerimonia è avvenuta verso le ore 11 presso l'ufficio elettorale sito alla procura del Tribunale di Agrigento, dove gli è stata consegnata la fascia tricolore. Grande emozione, capite bene, dopo un anno di campagna elettorale sono arrivato già al traguardo e quindi oggi finalmente c'è la proclamazione ufficiale al sindaco di Agrigento. Ecco, in questi giorni ha potuto salutare, vedere un po' in giro, insomma l'abbiamo seguita indirettamente dai bar, il consenso della gente. Sì, la gente mi ferma, mi saluta, è contenta, il massimo affetto, massima stima, quindi davvero una bellissima sensazione. Sull'uscio però già tante problematiche, una per esempio questa dei casi del Covid al Politi, come pensa di risolvere? Io stamattina nell'ambito delle sue competenze, ovviamente, ancora lei non si è insediato, però ecco, c'è questa emergenza. Io già stamattina contavo di andare proprio all'ASPRA, al mio Dipartimento di Prevenzione, per capire la situazione reale com'è, la situazione sanitaria, e poi eventualmente prendere dei provvedimenti con delle ordinanze specifiche. Le nuove norme come le vede? Ora si parla, c'è una certa autonomia, qualcuno dice che hanno scaricato tutto sui sindaci, ma è intervenuto il Ministero degli Interni che tutto si dovrà fare anche con una certa collaborazione con la Prefettura. Si parla già di lockdown in alcune regioni, in alcune città. Ma io non parlerei di scaricare tutto ai sindaci, io penso che ci sia una sorta di collaborazione, che il governo nazionale abbia voluto con i governi regionali e poi con i sindaci creare una sorta di collaborazione per muoversi in sinergia. E poi per il lockdown non sta a me deciderlo, c'è sempre, ripeto, il governo nazionale, c'è il Ministero degli Interni, il Ministero della Sanità e noi sindaci penso che dobbiamo collaborare e comunque sottostare a delle norme nazionali. Poi caso per caso, città per città, poi si vedrà sul da farsi. Sindaco, emozionato? Sì, sono emozionato. È una sensazione unica, la prima volta, peraltro mi emoziona anche l'affetto che mi circonda, questa è la cosa più bella, poi il resto verrà dopo. Sto andando già a Palazzo Città per salutare prima i dipendenti comunali, per salutare gli operatori. Il neosindaco era accompagnato anche dalla moglie Antonella Saieva e dalla mamma Carmela Inclima, visibilmente emozionati per il momento, quasi con le lacrime agli occhi. Io ho tanto sofferto perché capivo come si affaticava lui, però sono contenta, anche perché so che mio figlio, dopo la famiglia, dopo il lavoro, ha nel cuore Agrigento e mi auguro che possa veramente realizzare quello che lui desidera. Una raccomandazione che gli fa? Come neosindaco, cosa gli raccomanda? Di essere vicino al popolo, di non essere una persona che si chiude e che acquista un po' di autorità e di essere... Lui per sua natura è molto modesto e molto vicino alle persone, quindi io desidero che continui questo suo modo di vivere.
Moltissimo, sono emozionata, però sono contenta del successo che ha ottenuto mio marito, se lo merita, anche se sono di parte, però abbiamo visto il consenso di tutta la città. Poi l'insediamento a Palazzo dei Giganti, accompagnato dalla squadra di assessori e di alcuni amici che lo hanno sostenuto fattivamente durante la campagna elettorale. Visibilmente emozionato, il dottore Miccichè ha ribadito che si andrà subito al lavoro e che il primo impegno sarà quello del Covid, considerando anche i casi verificatisi recentemente al liceo Politi che preoccupano tante famiglie. Massima emozione trovarmi in questa stanza, le prime parole pronunciate da sindaco della città. Massima emozione trovarmi qui in questa stanza. Io l'ho frequentata da assessore qualche anno fa, aspettavo che entra Coreggianni, e adesso invece mi trovo in questa stanza come primo cittadino. Capite bene la mia emozione, capite bene lo stato d'animo, e sempre dico a tutti di iniziare a lavorare immediatamente. Propositi ottimi per la nostra Agrigento, impegno, onestà, competenza sia da parte mia che da parte anche della mia squadra di assessori e anche di amici. Conosciamo gli assessori della giunta Miccichè. Io sono Nino Costanza Scinda, sono un tecnico che lavora appunto ad Agrigento, sono stato designato dal sindaco Miccichè, aspettiamo ora queste deleghe per sapere dove poter iniziare a lavorare per Agrigento, per il bene di Agrigento. Ecco, si aspettava questo voto così forte, in particolare nel ballottaggio, un distacco notevole? Vedendo le persone in giro e sentendo tutto quello che dicevano, sì, sinceramente sì. Ecco, l'input di Forza Italia è stato determinante in questa campagna elettorale, anche se voi al primo turno portavate Marco Zambuto, poi avete deciso di dare fiducia a Miccichè. Certo, Forza Italia è stato il primo vero partito ad Agrigento come voti e credo che l'apparentamento con il nostro partito sia stato molto importante e abbia prodotto questo gran risultato. L'input è arrivato anche da Roma, ma in particolare anche da Miccichè. Sì, il presidente Miccichè sia Miccichè che Musumeci sono stati sempre presenti in questa campagna elettorale vicino a Forza Italia e vicino al sindaco Miccichè. Costantino Giulla, noi assessore della giunta Miccichè, con lei in quota Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha deciso di appoggiare, anche se non si è apparentato, ma ha deciso di appoggiare fattivamente le Miccichè. Intanto una breve analisi sul voto, sulla presenza di Fratelli d'Italia che ha conquistato 2 scranni al Consiglio Comunale, nella passata legislatura non ne avevate neanche uno. Sì. Allora, Fratelli d'Italia in questa competizione elettorale chiaramente ha fatto la differenza anche rispetto a 5 anni fa, che ricordiamo purtroppo è rimasta fuori dal Consiglio Comunale per soli 18 voti, quindi dico veramente una manciata di voti che non ci hanno permesso di avere una nostra rappresentanza in Consiglio Comunale. Quest'anno diciamo che la differenza in crescita c'è stata, quindi abbiamo ottenuto oltre 2000 preferenze che ci hanno permesso appunto di ottenere 2 consiglieri comunali e quindi la nostra rappresentanza in consiglio sarà, speriamo, attiva e fattiva per i prossimi 5 anni a favore della città e degli agrigentini che ci hanno dato fiducia chiaramente. Un voto che è stato anche fortificato dalla presenza di Giorgia Meloni ad Agrigento, unica leader che è venuta, abbiamo visto Piazza Corre piena, ma anche l'impegno costante anche di Lillo Pisano con la sua presenza anche al gabinetto dell'assessorato al turismo. Sì, assolutamente sì, la presenza di Giorgia Meloni il venerdì a chiusura della campagna elettorale è stata sicuramente un colpo di genio, perché è stata l'unica presenza di un leader appunto di un partito nazionale. Ricordiamo che in questa competizione hanno partecipato solo 2 liste di partiti nazionali, uno dei 2 era Fratelli d'Italia e chiaramente oggi la presenza di un partito è importante perché dà quell'idea di anche possibilità di governare e amministrare bene avendo collegamenti diretti con Palermo e anche, perché no, con Roma. Tra gli assessori della giunta Miccichè c'è una donna, rappresentanza femminile, andiamola a conoscere. Sono Roberta Lala, oggi sono felice per la proclamazione di Franco Miccichè sindaco, credo che sia meritata questa vittoria, cercheremo di lavorare sul territorio e essere presenti. Una cosa che tengo a dire, che le porte del Comune saranno aperte al cittadino, all'ascolto e siamo pronti per iniziare a lavorare.
lo faremo in maniera determinante e determinata e in modo ininterrotto. Roberta Lala politicamente rappresenta Vox Italia, anche se non siete arrivati al 5%, però insomma avete avuto quasi un 3% di voti, insomma siete stati anche importanti per Miccichè. Sì, Vox Italia Agrigento, io sono tra l'altro il segretario provinciale, sul partito si è discusso tanto, troppo e a volte male, perché sono state dette molte cose che in realtà non corrispondono Facciamo un po' di chiarezza. alla realtà. Personalmente non sono una negazionista, il virus esiste, è sotto gli occhi di tutti, più che altro noi siamo contro la strumentalizzazione che viene fatta di questo virus e anche non d'accordo con le misure governative, su alcune misure governative che tra l'altro non sono molto lineari. Per esempio si riaprono le scuole ma nei mezzi pubblici non c'è abbastanza distanziamento, quindi è una contraddizione ed è sotto gli occhi di tutti. Poi per il resto noi siamo a favore dell'uso delle mascherine, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti chiusi dove ci sia assembramento. Spero di aver fatto chiarezza su questo punto. Io sono una moderata, sono a favore della salute e le regole vanno sempre rispettate. L'opposizione in consiglio comunale avrà un capo autorevole, un politico di razza, un conoscitore competente e brillante. L'amministrazione comunale della nostra città sarà tallonata continuamente e non avrà tregua. I principi di correttezza amministrativa e di efficienza e legalità dovranno essere osservati in maniera costante e pedissequa, perché il custode, a capo di un gruppo di 8 consiglieri comunali, garantirà gli interessi della città e alzerà il tono del dibattito politico. Siamo contenti che Lillo abbia deciso di non abbandonare la nave. Sarebbe stata una manifestazione di narcisismo e di egocentrismo. Sarebbe stata un'offesa nei confronti di tutti quei cittadini, e sono tanti, che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto, che si sono candidati mettendoci la faccia e che costituiscono, ne siamo convinti, la parte migliore di questa città. Firetto sarà il leader di un gruppo di 8 consiglieri comunali, numero destinato a crescere, quindi il leader di un'opposizione forte, determinata, libera e irreprensibile. Ma l'opposizione all'interno del palazzo non è sufficiente se avviene nell'indifferenza della società civile. I giovani, le donne, le migliori intelligenze di questa città costruiranno una nuova opposizione, fuori dal palazzo, vigile e senza padroni. La politica non si esaurisce dentro il palazzo, ma deve coinvolgere giovani, donne, uomini, che nella società civile esprimono consapevolezza e anche dissenso. In questa città è nata una società civile per la quale l'interesse pubblico e non di parte, l'interesse civico e non familistico, saranno le fondamenta sulle quali nei prossimi anni dovrà essere edificata la nuova città. La casa si costruisce su fondamenta solide e si costruisce col tempo, con la perseveranza, unendo umiltà e determinazione. E noi questo lo faremo, perché non è finita, anzi, ricomincia. E ricomincia proprio da un dato elettorale, seppur negativo, profondamente radicato e di forte consapevolezza democratica. Oggi è indispensabile che il catalizzatore, essenziale per un rinnovamento morale e un rilancio politico, non siano le appartenenze, gli apparati e le provenienze ideologiche, ma un comune sentire di donne e di uomini, ma soprattutto di giovani, per i quali la rigenerazione morale, il pubblico interesse, i diritti sociali, l'attenzione nei confronti dei più deboli debbono essere il vero collante di un movimento civico, nel segno del cambiamento e della nuova politica. Ai giovani di questa città in particolare vogliamo dire: non dividiamoci su schematismi superati. Tragedia a Magenta, nel milanese un 17enne originario della provincia di Agrigento, Riccardo Bona, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate in un brutto incidente stradale. Il giovane si trovava a bordo della sua Kawasaki quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi, diversi traumi sparsi sul corpo, ma a preoccupare era un trauma cranico. Riccardo Bona era originario dell'Agrigentino, figlio di Doriado Bona di Montallegro e Stella Falci di Cattolica Eraclea.
Altro focolaio in una RSA agrigentina dopo quella di Sambuca di Sicilia. 2 anziani ospiti di una casa di riposo di Santa Margherita Belice sono stati trasferiti ieri pomeriggio in ospedale con sospetti sintomi da Covid-19. In serata se ne è aggiunto un terzo. In attesa dell'esito dei tamponi la struttura è stata posta in isolamento. A darne comunicazione il sindaco di Santa Margherita Franco Valenti. I 3 anziani sono stati portati e ricoverati al Giovanni Paolo II di Sciacca. Oggi sottoposti a tampone tutti gli ospiti della struttura. Restano 8 anziani e il personale. Si teme un focolaio di coronavirus, esattamente per come è accaduto nella casa di riposo della vicina Sambuca di Sicilia. La Commissione regionale sanità aveva convocato gli esperti anti-Covid scelti dal governatore Musumeci. L'assessore Razza fa retromarcia e parla di atti riservati. Esplodono così le polemiche. I dettagli nel servizio. La Commissione Sanità del Parlamento regionale avrebbe dovuto ascoltare l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il comitato tecnico scientifico sul piano per affrontare la pandemia. Ma l'esponente della giunta Musumeci ha inviato una lettera alla Commissione dicendo che il comitato tecnico scientifico è un organo vincolato alla riservatezza e che dunque non può essere audito. Questo è il contenuto di una lettera inviata dall'assessore regionale alla salute Razza alla Presidente della Commissione Sanità Margherita La Roccaruvolo. La mia prima preoccupazione, dice La Roccaruvolo, esponente dell'UDC e dunque della maggioranza, è stato capire se davvero non possiamo udire il comitato tecnico scientifico. Il segretario generale Fabrizio Scimè prosegue, mi ha detto che è proprio nelle nostre prerogative. Apriti cielo, la notizia è giunta ai parlamentari proprio alle battute iniziali della seduta, quando erano già collegati in videoconferenza il presidente dell'Ordine dei Medici, Toti Amato, e il numero 1 del Comitato Tecnico Scientifico, Salvatore Scondotto, che a quel punto sono stati invitati a rinviare il confronto. A Palazzo è scoppiato il caos, prima lo scontro, poi un duro botta e risposta fra deputati di maggioranza e opposizione e Razza. Infine una mediazione con la decisione di rinviare l'audizione alla prossima settimana. Il caos è stato anche rinfocolato dal PD e dal Movimento 5 Stelle, che così hanno iniziato a soffiare sul vento della protesta, ma non frenato da una maggioranza in forte imbarazzo per il gesto di Razza. L'audizione, d'altro canto, era stata chiesta proprio da un esponente della maggioranza, Marianna Coronia, e anche fra i deputati del centrodestra prevale adesso il disappunto. È arrivato poi l'intervento mediatore del presidente dell'ARS, Gianfranco Miciche. Dopo aver sentito Razza, ha fatto sapere alla Commissione che dal governo sarebbe arrivato il via libera perché 2 membri del Comitato Tecnico Scientifico potessero essere sentiti. L'intero Comitato Tecnico Scientifico, dice l'assessore Razza, non viene convocato in commissione parlamentare neppure dal Parlamento nazionale. Saranno comunque ascoltati dalla Commissione Salute all'ARS, sia il responsabile del CTS regionale sia altri rappresentanti. Nulla da nascondere, conclude Razza, anzi ricordo che a differenza del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, tutti gli atti del CTS siciliano sono sempre stati nella disponibilità di chiunque. Stop ai congressi, uno dei provvedimenti già presi nello scorso DPCM, mette in crisi le aziende che avevano appena ripreso a lavorare. Vediamo. Mentre si dà lo stop ai congressi, il settore pubblico, comunque le scuole, vanno avanti e le partite IVA piangono. Così Ugo Falzone, amministratore unico di Omnia Congress SRL, azienda di Agrigento, leader nel settore con un'esperienza più che quindicennale nell'organizzazione di congressi medici in tutta Italia, a gamba tesa sull'ultimo DPCM emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ci aspettavamo una nuova battuta d'arresto, siamo stati costretti a annullare i primi 15 convegni, alla luce anche della perdita del fatturato, più dell'80%. Come riusciremo a riprogrammare le nostre attività? Avevamo già iniziato un percorso in sicurezza rispetto a protocolli Covid durante i nostri eventi. Oggi rimaniamo sostanzialmente di nuovo bloccati. Non possiamo vivere così alla giornata. Oggi si fa, domani non si fa, dopodomani vedremo. È un fatto gravissimo che pesa sulle aziende, ma si traduce in posti di lavoro messi a rischio. Infatti le aziende di questo settore impiegano in Italia 650.000 persone. Tutto questo accade dopo il flop del Click Day che ha lasciato le aziende private in attesa di ricevere dei fondi. Ma soldi per fare cosa? Per sopravvivere? Per poi morire?
Abbiamo comunque superato un 2020 durissimo, però adesso mettere in crisi le aziende si può tradurre in perdita di lavoro. Ma vanno declinate intanto le questioni riguardanti le attività imprenditoriali che di fatto rischiano di dover chiudere perché diventa antieconomica l'apertura. Infatti quello che io evidenzio è che non si è avuto il coraggio di dire chiaramente ad alcune attività, secondo la valutazione del governo, di chiudere, invece stanno rendendo antieconomico che si mantengono aperte. Sulle scuole onestamente si doveva essere molto più chiari, vedremo di farlo noi, ora è una nostra ordinanza che avevamo già preparato, avevamo anticipato che secondo noi la soluzione era quella di diversificare gli orari di ingresso tra i vari gradi delle scuole, quindi su questo stiamo ormai lavorando definitivamente, visto che l'obiettivo comunque è quello di limitare al massimo la mobilità delle persone, quindi lavoriamo su questo, al di là poi della questione della movida. Prima c'erano i sindaci responsabili, poi è scomparso sta frase, vi dico onestamente, io non faccio il giullare di corte e vado a inseguire i ragazzi che vogliono andare a divertirsi. Se le cose non funzioneranno perché esagereranno, io introduco direttamente invece il coprifuoco e a un certo orario non si esce più. Pensate che io vado a chiudere una piazza, poi si sposta dall'altra piazza e io inseguo i ragazzi, ma finiamo. Ecco, questi I sindaci devono avere questi poteri per poter intervenire. Lei più volte ha chiesto che il governo nazionale di poter avere maggiore autonomia nel controllo del territorio. Guardate, anche qui c'è secondo me un grande errore, grande quanto una casa. Il sindaco è la massima autorità locale in materia di sanità comunque, quindi se la situazione degenera, il sindaco intanto emette un'ordinanza e introduce una limitazione. La giurisprudenza ormai è chiara, quando si tratta di limitare le ordinanze dei sindaci comunque sono valide. Questa mattina Papa Francesco ha accolto i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo che dal 1° settembre sono stati arrestati in Libia dalla milizia del generale Khalifa Haftar, ma le autorità dell'est della Libia hanno fatto sapere che i pescatori non verranno rilasciati se non in cambio di 4 calciatori libici condannati in Italia. Vediamo. Il Presidente è immediatamente intervenuto chiedendo l'immediato intervento del Ministro degli Esteri. Contemporaneamente, d'intesa col Presidente, io sono intervenuto nel Comitato Europeo delle Regioni. Proprio lì abbiamo posto la questione al Presidente Tzitzikostas. Mi ha immediatamente risposto, io ho informato il Presidente Musumeci, perché attraverso una nostra struttura che si chiama Nicosia Initiative, abbiamo immediatamente ottenuto la disponibilità del sindaco di Bengasi di ospitare una delegazione siciliana che possa interloquire fatta dai parenti e possa immediatamente interloquire con le persone incarcerate in questo momento, detenute. Un'altra misura è quella finanziaria di sostegno economico alle famiglie e agli armatori. In questo senso già l'Assemblea ha dato un primo segnale, l'Assemblea regionale siciliana, con una assegnazione di una minima somma. Noi vorremmo intervenire in modo ulteriore attraverso l'intervento di legge. Già il mio gabinetto ha predisposto l'emendamento che potremmo anche presentare oggi. Si parla di confini, ma comunque l'intervento sembra più politico. Abbiamo chiesto anche l'intervento dell'onorevole Tajani, col quale sono in continuo contatto, e anche l'onorevole Milazzo. Ha firmato un'interrogazione proprio a Borrell, che è l'alto esponente componente della Commissione europea che si occupa delle relazioni internazionali, proprio per chiedere un intervento diretto. C'è un problema oggettivo di convivenza, è una cosa antica che però dobbiamo risolvere. Una storia antica dove la Sicilia comunque ha avuto sempre un ruolo particolare, ma siamo stati sempre visti anche politicamente, un contatto con l'Africa, abbiamo avuto grandi esponenti che riuscivano a trattare direttamente con i vari governanti, ne citiamo uno, Ludovico Corrao. A oggi la politica siciliana... Ludovico Corrao e Giovanni Tumbiolo sono, non perché non ci sono. Oggi questa politica, questo establishment riuscirà a fare qualcosa? È necessario un rilancio di queste politiche euromediterranee, lei l'ha detto e l'ha segnalato. La politica che hanno fatto Ludovico Corrao, Giovanni Tumbiolo di relazioni personali antiche e risalenti e sviluppate
ci manca oggi, perché oggi non è che alzi il telefono e parli, no? Ecco perché stiamo utilizzando Nicosia Initiative. La stiamo coltivando, il presidente Musumeci, che è la persona che poi deve adesso intervenire per seguire il rapporto con l'amministrazione libica, mi ha detto che sta approfondendo la questione per cercare di avviare questo contatto diretto. Cosa dire a queste famiglie che stanno soffrendo? Che noi ci stiamo impegnando, io sono stato da loro settimana scorsa, venerdì, sono andato a trovarli proprio al presidio, domani sarò a Roma e andrò nuovamente a loro. Non c'è la ricetta a portata di mano. Oggi tutti stanno cercando di fare il loro lavoro. Speriamo di portare a casa i nostri concittadini e coloro che lavorano con i nostri concittadini prima possibile. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata e Ravanusa hanno arrestato 2 coniugi di 38 e 30 anni per produzione illegale di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma, dopo un approfondito servizio info-investigativo, avendo il fondato sospetto che la coppia potesse gestire una piantagione di marijuana, hanno iniziato a monitorare un appezzamento di terreno a Campobello di Licata in località Ficuzza. Entrati nel terreno monitorato, hanno rinvenuto al suo interno una piantagione di marijuana composta da 35 piante complete di infiorescenze e un fabbricato rurale all'interno del quale vi era una piccola serra professionale contenente altre 6 piccole piantine di marijuana che a breve sarebbero state trapiantate nel terreno. I coniugi sono stati dichiarati in arresto per produzione illegale di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari e messi a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Agrigento. 4 persone sono state arrestate, un sequestro di 710 kg di sigarette di contrabbando che avrebbero fruttato oltre 100.000 euro di introiti alla criminalità. Questo il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Palermo e Trapani portata a termine assieme al reparto aeronavale del Corpo. L'intervento è scattato nel tratto di costa trapanese, sono stati notati movimenti sospetti, 2 persone in modo precipitoso hanno messo in acqua un motoscafo di circa 8 metri e hanno preso il largo speditamente. Dopo l'intervento dei militari è scattato l'arresto per 3 cittadini tunisini e 1 italiano che erano intenti a scaricare le sigarette importate dal Nord Africa, sequestrato anche il motoscafo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Stragi Falcone e Borsellino del 92, la Corte d'Assise di Caltanissetta dà l'ergastolo a Matteo Messina Denaro, c'è anche lui tra i mandanti delle bombe del 92. I dettagli nel servizio. La Corte d'Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberto Serio, dopo oltre 14 ore di Camera di Consiglio, ha condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del 92 di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte. Il primo summit per decidere la stagione delle stragi si tenne proprio nella sua Castelvetrano alla fine del 91 e poi Rina lo mandò a Roma per provare ad uccidere lì Giovanni Falcone. Matteo Messina Denaro è al centro della strategia di morte barata da Cosa Nostra, ma fino ad oggi era stato condannato unicamente per le bombe del 93. La decisione è arrivata qualche minuto prima della mezzanotte di ieri. Messina Denaro era uno dei fedelissimi di Totò Riina, il suo figlioccio, come ripeteva il capo dei capi in carcere. Se ci fosse suo padre, diceva il padrino di Corleone, intercettato dai PM del processo Stato-mafia mentre parlava con il compagno dell'ora d'aria, questo figlio lo ha dato a me per farne quello che ne volevo fare. Oggi il superlatitante di Castelvetrano sembra essere diventato un vero e proprio imprendibile. Il processo di Caltanissetta ha ripercorso i mesi drammatici dell'Italia delle stragi. La procura nissena ha potuto contare su una certosina opera di ricostruzione fatta dagli investigatori del centro operativo DIA di Caltanissetta. Loro vogliono fare la superprocura, diceva Rina Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, e noi facciamo la super cosa. C'erano i 2 fidati del padrino di Corleone a Roma nella primavera del 92 per pedinare non solo Falcone ma anche l'allora ministro della giustizia Claudio Martelli.
e il presentatore Maurizio Costanzo. Poi all'improvviso Urina richiamò tutti a Palermo perché Falcone doveva morire in Sicilia con un'azione eclatante. Intanto Messina Denaro aveva fatto arrivare nella capitale un carico di esplosivo che sarebbe poi servito per l'attentato a Maurizio Costanzo, eseguito il 14 maggio 1993, anche il giorno dell'arresto di Rina. 15 gennaio del 93 c'era il padrino di Castelvetrano fra i convocati per la riunione della cupola a Palermo. Bagarella tirò un sospiro di sollievo: per fortuna che i carabinieri non hanno seguito Rina, altrimenti ci avrebbero arrestati tutti. Invece il mistero Messina Denaro continua ancora oggi. Secondo l'accusa sostenuta in aula dal procuratore aggiunto Gabriele Paci, il boss Matteo Messina Denaro avrebbe determinato all'interno di Cosa Nostra un clima di umanità senza il quale il capo mafia corleonese Rina non avrebbe potuto portare avanti i suoi piani stragisti, se non a rischio di una guerra di mafia. Non è sostenibile, ha spiegato il magistrato durante la requisitoria, conclusasi proprio con la richiesta di condanna all'ergastolo per il padrino latitante, che Rina avrebbe comunque intrapreso quella strada senza avere il consenso di Cosa Nostra, perché se ci fosse stato il dissenso dei vertici di una delle province ci sarebbe stata una guerra. La storia di quegli anni dunque non sarebbe stata la stessa se Messina Denaro non avesse appoggiato la linea del padrino corleonese, se non avesse aiutato Rina a stroncare sul nascere le voci del dissenso interno. Quello che si è concluso ieri sera, il terzo processo che si celebra a Caltanissetta per la strage di Capaci, il quinto celebrato per la strage di Via D'Amelio. Nelle altre tranche sono stati condannati a vario titolo capi mafia ed esecutori materiali dei 2 attentati. Oggi il ricordo di Beato Pino Puglisi, nel giorno in cui venne battezzato il sacerdote e martire ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93 nel difficile quartiere Brancaccio di Palermo. I dettagli nel servizio. Un piccolo sacerdote, pensò la mafia, quando decise di farlo fuori, ma non avevano fatto i conti con l'azione umile e devota di padre Pino Puglisi, che, spinta dall'alto per essere ultimo tra gli ultimi, colpì nel segno un'organizzazione dedita alla sopraffazione, alla creazione di una struttura sociale ed economica al fine di schiavizzare altri esseri umani. Si può intendere perché alla sua morte si mobilitò un quartiere, una città, una nazione, appoggiata dalla nuova sensibilità che era protagonista di una chiesa che cambiava e condannava le mafie e invitava a convertirsi i boss e i loro solidali. Quest'ultimo uno dei motivi dell'avversità della mafia, capeggiata in quel quartiere e in quel momento anche dai fratelli Graviano, famosi a livello nazionale per i misteri sulle stragi, anche quelle fuori dalla Sicilia. Un piccolo Parrino, forse fisicamente, ma non nell'anima, infatti riuscì a portare in chiesa molti ragazzi cosiddetti problematici e le loro famiglie. Una luce si propagò e creò spiragli nel fitto buio nel quale era il quartiere di Brancaccio, dove capeggiava la mafia, che portava avanti manovre di soffocamento. 3P, come amavano chiamarlo, prendiamo a prestito le parole di Sua Santità Papa Francesco, strappava dal disagio semplicemente facendo il prete con cuore di pastore. Impariamo da lui a rifiutare ogni spiritualità disincantata e a sporcarci le mani con problemi della gente. Andiamo incontro alle persone con la semplicità di chi le vuole amare, con Gesù nel cuore, senza progetti faraonici, senza cavalcare le mode del momento. La via dell'incontro, dell'ascolto, della condivisione è la via della Chiesa. Tutto questo fa capire perché il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI promulgò il decreto di beatificazione, super martirio in odium fidei. E il 25 maggio del 2013, con una cerimonia sul prato del Foro Italico di Palermo, Don Pino Puglisi è salito agli onori degli altari. Beatificazione molto sentita e dal grande valore simbolico per tutta la nazione, per contrastare la ferocia della mafia nella sua espressione più infima, cioè quella psicologica che crea una cultura dell'odio e rende gli uomini schiavi. Un altro martire e come altri però ha creato una nuova speranza e migliorato molti, e vogliamo finire questo servizio con una massima di Martin Luther King: si stancheranno prima loro di pestarci e di ucciderci che noi di resistere e di operare. Così l'azione di padre Pino Puglisi continuerà e farà continuare a rendere tangibile la presenza del Vangelo, che con lui ha raggiunto molte mete, e continuerà a farlo. Con una nota congiunta ufficiale, le sigle politiche castellammaresi, Fratelli d'Italia, Lega e Cantiere Popolare dicono la loro ad una settimana da quando la Procura Antimafia ha notificato a 21 indagati dell'operazione antimafia denominata Cutrara 21 avvisi di conclusione indagini
firmate dai PM della Procura Antimafia di Palermo, De Leo e De Sì. Le indagini, nelle quali il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo si è visto cadere l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ed essere indagato per favoreggiamento reale con l'aggravante di cui al 416 bis 1, ovvero avere favorito l'associazione mafiosa. Il coinvolgimento del sindaco, a parlare sono sempre Fratelli d'Italia, Lega e Cantiere Popolare, nella nota inchiesta di mafia per condotte consumate nella qualità di primo cittadino, impone allo stesso un'immediata riflessione per tutelare l'immagine ed il futuro della città e dei castellamaresi, e sintetizzando continuano: la politica ha il dovere di guardare agli effetti che una tale indagine comporta per i centri economici della città e alla serenità delle scelte amministrative. Quanto contestato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo butta una luce oscura sullo stesso processo elettorale che lo ha visto eletto. Se i fatti dovessero risultare veri, sarebbero state violate fondamentali regole democratiche, inficiandone il risultato. Pertanto, avviandosi a concludere, le tre sigle cittadine, che condividono e fanno proprio l'invito ad un fronte comune giunto loro in precedenza, aggiungiamo noi, tra le forze politiche presenti sul territorio per tenere la mafia lontana dal confronto politico, nel sostenere l'azione del consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Daguanno, autosospesosi dalla carica di consigliere comunale, chiedono all'amministrazione Rizzo di fare un immediato passo indietro per tutelare l'immagine e il futuro di Castellammare del Golfo e consentire al più presto la libera scelta dei cittadini. Le righe conclusive dicono che la nota è stata condivisa e sottoscritta dai candidati a sindaco alle elezioni comunali del 10 giugno 2018, ovvero Laura Ancona, Francesco D'Angelo, ma anche dall'attuale commissario comunale della Lega Giovanni Scaraglino e dal coordinatore castellammarese del Movimento Cantiere Popolare Giuseppe Fausto. Qualche giorno prima, sempre sull'argomento, da registrare una nota pervenutaci stavolta dal circolo PD castellammarese guidato da Carlo Navarra, che parla di un quadro ancora più grave di quello delineatosi all'indomani degli arresti e degli avvisi di garanzia del 16 giugno scorso, in quanto da ciò che riporta la stampa emerge che alcuni degli indagati avrebbero ostacolato il libero esercizio di voto nel corso di una consultazione elettorale. Se le nuove accuse fossero confermate, continua la nota, significherebbe che a Castellammare il passaggio democratico delle libere elezioni, loro tra parentesi forse le amministrative del 2018, non è stato davvero libero. E poi ancora viene gettata un'ulteriore enorme ombra sulla legittimità degli attuali sindaco, giunta e consiglio comunale, e concludono ribadendo quanto già chiesto a fine giugno scorso, ovvero le dimissioni del sindaco Nicola Rizzo, così da sgomberare le istituzioni castellammaresi da ombre e dubbi e potersi difendere di fronte alla giustizia. Le ultime righe della nota erano un appello rivolto ad associazioni, forze politiche candidate a sindaco di giugno 2018 e a liberi cittadini per sottoscrivere l'istanza e formare un fronte capace di tenere lontana la mafia dal confronto politico. Una nota sottoscritta anche da Giuseppe Loporto e Nicolò Coppola, anch'essi fra i candidati a sindaco delle comunali targate giugno 2018. Il presidente dell'Acragas, Sonia Giordano, interviene dopo l'ultima gara. Nonostante il pareggio, dice: sono soddisfatta. Carmelo Lentini. Tanta paura per un pareggio in extremis, sarebbe stata una punizione oltre misura. Diciamo, io mi ritengo abbastanza soddisfatta della gara, non dimentichiamo che anche gli avversari è una squadra comunque forte, quindi nel rispetto anche sempre degli avversari io devo dire che sono contenta del risultato che abbiamo portato a casa oggi. Soddisfatta della presenza del pubblico? Soddisfattissima, molto, sono contenta che una parte dei tifosi hanno potuto vedere la loro squadra, è stata anche un'emozione per me che non l'avevo mai visto. Anche la diretta streaming ha avuto un grandissimo successo, sì, circa 800 persone collegate. Sono contenta. Anche da San Cataldo. Sono contenta di questo. C'era voglia di calcio, c'è voglia di partecipazione da parte della gente, insomma si è vista, ecco, si è visto l'affetto, si è percepito il calore della gente. Ma certo, come dicevo dal primo giorno,
faccio un passo alla volta per arrivare in cima alla scala, insomma. Sono contenta veramente del fatto che c'è questa unione anche tra la squadra, tra i ragazzi, nella dirigenza, e veramente ci sta formando un gruppo dove posso dire di essere soddisfatta. A fine partita ha ricevuto un applauso dalla tribuna mentre stava entrando negli spogliatoi. Sì, è stato un piacere e ringrazio le persone che hanno fatto i tifosi, per me è veramente sempre un piacere essere qua. Si sente più agrigentina? Diciamo di sì, sempre di più. Infatti ogni volta faccio biglietto di andata e il ritorno lo faccio sempre dopo. Il pareggio sortito. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.